sono Marcus Ideresi, sono sindaco di Saramanna, se venire noi a poi testato, che per me è importante questa valorizzazione della lingua nostra, e vedete che la maggior parte dei voti sono apprezzata dai giovani in particolare, e poi in questa scuola quando si impara la scelta italiano c'è sul rischio che si perda questa lingua nostra, e questa lingua è parte delle identità, quindi un evento come il gusto secondo me per me è importante, tocca valorizzare, e specialmente i sindaci come noi devono partecipare e devono fare qualcosa per valorizzare. Noi come amministrazione di Saramanna, fino a ora abbiamo fatto comunque iniziativa per valorizzare la lingua sarda, in particolare potevo usare, per esempio, è un segnale visivo, però i segnali stradali sì, e ho cercato di disporre tutto bilingue, quindi c'è sia scritto in italiano che scritto in sardo. E poi ho organizzato feste come la storia delle comunità, con Alfa Editrice, e ho cercato di creare dei eventi che potevano trovare a confronto con gli amministratori, la popolazione e tutto questo si può questionare in sardo, e poi in comunicazione vecchi e giovani può questionare in sardo. In mei 2 anni che mi varrete del mandato, spero di fare altri eventi come i gusti, in modo di fare sempre, di portare via questa lingua sarda, e cercare di in molti giovani, in particolare, che vogliono sempre più utilizzare questa lingua, e cercare un metodo alternativo per combattere sul spopolamento, e questo è uno dei gusti, preservare questa identità nostra.